Bene, buongiorno. Allora riprendiamo i lavori del convegno e cominciando con quella parte storica che è stata così frequentemente evocata ieri e che è evidentemente inevitabile parlando del personaggio Anti e del momento in cui visse. Quindi ho il piacere di invitare il professor Del Negro, che non occorre che presenti, a parlare appunto dell'argomento Carlo Anti, rettore. Grazie. In uno dei documenti più lucidi e importanti relativi alla storia dell'Università di Padova, che il rettore milanese ha ricordato ieri, vale a dire le consegne generali del rettore cessante professor Carlo Anti e al rettore subentrante professor Concetto Marchesi del 7 settembre 1943, il rettore cessante ricordò che, cito, quando aveva assunto il rettorato nell'ottobre 1932, la nostra università era improvincialita e che di conseguenza, cito ancora, il suo sforzo costante era stato quello di riportarla in linea sul piano nazionale e per quanto possibile in quello internazionale. La sua cura costante, citazione, ripetizione dell'aggettivo sottolineava la sua determinazione di lungo periodo, era stata quella di, cito, di negare, anzi di invertire qualsiasi rapporto di valore tra città e università. Spiegava infatti che, cito, l'Università degli Studi in Padova, la dizione ufficiale conservata negli annuari accademici, ad esempio anche negli anni di Anti, era sempre stata l'Università degli Studi di Padova. Cioè, l'Università degli Studi in Padova non è un ente locale, ma un grande organo culturale a funzione e rango internazionale, che ha sede in Padova per caso e che è la città che lo ospita dà moralmente e materialmente smisuratamente più di quanto riceve. Si deve innanzitutto riconoscere che nella storia dell'Ateneo padovano non sono stati molti i rettori che abbiano coltivato un'idea e quindi un progetto di università a 360 gradi, come fu certamente il caso di Anti. Senza dubbio la coda dell'affermazione che lo studio patavino fosse un grande organo culturale a funzione e rango internazionale che ha sede in Padova per caso, deve essere accolta con beneficio di inventario, non tanto per motivi di ordine filosofico, per Kant e molti altri noti pensatori il caso non esiste, quanto per ragioni che potremmo definire biecamente corporative. Infatti è evidente che se si ammettesse nelle scie di Anti che la presenza di un'università in una città fosse unicamente frutto del caso, ne uscirebbero, se non del tutto vanificate, quantomeno fortemente compromesse le ricerche degli storici dirette a ricostruire le cause e le condizioni della genesi e degli sviluppi di una città universitaria. In ogni caso, ciò che soprattutto conta è il fatto che Anti declinava il rapporto di valore tra città e università in termini dichiaratamente e inflessibilmente antilocalistici e antiprovinciali. In particolare, la tesi che l'Ateneo alla città che lo ospita desse moralmente e materialmente smisuratamente più di quanto riceve, non era il frutto di una convinzione di un malumore estemporaneo, ma rifletteva un'indagine che Anti aveva condotto 9 anni prima, con ogni probabilità in vista dell'inaugurazione dell'anno accademico 1933-34. In quell'occasione aveva raccolto una serie di appunti su cosa rappresenta l'Università per la città di Padova. Possono essere considerati, per quel che ne so, il più riuscito tentativo di indagare in maniera sistematica e approfondita, o forse l'aggettivo più pertinente in questo caso è accanita, la partita doppia delle relazioni fra l'università e la città
dal punto di vista della prima. In questi appunti Anti sottolineava che in linea economica, la sua espressione, l'università garantiva la presenza in città di 320 tra professori, assistenti, amministrativi e subalterni, vale a dire, tenendo conto delle loro famiglie, di poco meno di 1 migliaio di persone, nonché di 3.000 studenti fuori sede, quali però erano presenti in città in media 6 mesi ciascuno. Di conseguenza, cito, sono quasi 2.500 persone che hanno stabile dimora a Padova esclusivamente per l'università. Anti calcolava che ciascuna di queste persone spendesse 20 lire al giorno, il che voleva dire, stando ai suoi calcoli, nel caso degli studenti, 8 milioni all'anno. In effetti, se si moltiplica per 20 lire il numero di studenti, naturalmente dimezzando i 3.000, tenendo conto della presenza dei 6 mesi, si ottiene un totale di spesa non inferiore agli 11 milioni. In ogni modo, gli stipendi percepiti dal personale universitario e le spese ordinarie dell'università ammontavano a un totale di 14 milioni, i quali, una volta sommati agli 8 milioni calcolati da Anti in relazione ai studenti, davano a beneficio di Padova un reddito, tra virgolette, complessivo di 22 milioni. Fino a questo punto il rettore aveva sostanzialmente ricalcato le orme dei politici e dei funzionari che, quantomeno a partire dal Cinquecento, avevano più o meno esplicitamente confrontato la spesa sostenuta dal governo veneziano, nella fattispecie, per mantenere l'università, con i benefici che ricavavano i padovani dalla presenza dell'Ateneo. Avevano celebrato, in altre parole, il fatto che quest'ultimo fosse anche, come si diceva allora, un capo di commercio. Tuttavia Anti non si arrestava qui nei suoi calcoli, ma chiamava in causa anche quelli che definiva i guadagni indiretti e nascosti dei padovani. Quanto ai primi, bisognava tenere presente che 500 universitari padovani non erano costretti a allontanarsi dalle loro case per poter conseguire una laurea. Inoltre, la popolazione locale poteva approfittare della, cito, disponibilità sul posto di specialisti di ogni genere e la presenza di cliniche e laboratori. Per quello che riguardava i secondi, i guadagni nascosti, era opportuno ricordare che grazie all'università affluivano a Padova per i consulti di specialisti, per gli esami di Stato, eccetera, migliaia di persone. Anti calcolava che in totale i guadagni nascosti si aggirassero sui 20 milioni all'anno, vale a dire 55.000 lire al giorno, che era poi la stessa cifra che, come sottolineava sarcasticamente il rettore, gli enti locali garantivano, ma questa volta all'anno, all'Ateneo. Tuttavia il rettore si guardava bene dall'appiattire il suo discorso su una linea unicamente economica. Ricordava infatti che con questo, vale a dire con i conti che aveva diligentemente allineato, cito, non voleva dire che l'università sia per Padova un affare. Era, continuava Anti, anche un ottimo affare, ma soprattutto era ben altra cosa. Se si considerava la linea ideale, quella che contrapponeva la linea economica, era evidente che l'università, cito, era una gloria, era il suo massimo titolo d'onore, era la ragione prima per cui Padova è nota, ammirata e invidiata in tutto il mondo. Grazie all'università e a Sant'Antonio, Padova poteva essere promossa da città di provincia, espressione di Anti, quale effettivamente era, a una capitale di regione. Anzi, e qui Anti si lasciava indubbiamente prendere la mano da quella fama universale di Padova, sono parole sue, che sarebbe stata pochi anni più tardi celebrata con la collaborazione del futuro rettore subentrante Marchesi dal motto Universia Universis Patavina Libertas. Dicevo, Anti, grazie a questa fama universale, poteva promuovere Padova in certo senso,
a una metropoli a funzione internazionale. Alla gloria di Padova garantita dall'università avevano contribuito, specificava Anti, ragioni alte, i professori, gli istituti, ma anche ragioni umili. Tra queste ultime il rettore ricordava la libertà, suppone la ricerca scientifica dal momento che poi citava le ricerche sui cadaveri, ma anche la cordialità e il buon vicinato della cittadinanza padovana. Due caratteristiche che gli permettevano di recuperare, questa volta in una chiave idilliaca e alla luce dell'ideologia mussoliniana, il rapporto tra la città e l'università, affermando che, cito, anche per questo rispetto si ritorna al popolo. E così di nuovo si afferma l'unità della vita nazionale. Dopo questa professione di fede fascista, che consentiva di accantonare la vis polemica esibita in precedenza, Anti si preoccupava di evidenziare la funzione nazionale e internazionale dell'università. Quanto alla prima, aspettava l'Ateneo padovano fare, cito, opera di fusione degli elementi allogeni del nord e dell'est e poi assicurare, cito, la rappresentanza e la difesa della cultura italiana di contro a tutta l'Europa nord-orientale. Un imperativo quest'ultimo che in effetti era diventato il cardine principale del discorso dei rettori padovani sull'università fin dai primi anni del Novecento. E più in generale impegnarsi, ancora, nella gara delle nazioni, nella supremazia culturale. Invece sul piano supernazionale, preferiva internazionale per ovvi motivi, internazionale ricordava i socialisti e la sinistra in genere, si doveva preoccupare di attirare a Padova il maggior numero di studenti stranieri nella speranza che diventassero, cito, dei propagandisti anche involontari del regime e di assicurare, e qui ribadiva un must enunciato a proposito della funzione nazionale, il progresso della scienza italiana nella gara mondiale degli studi. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Anti avrebbe tenuto una conferenza sui Veneti, nella quale non avrebbe espressamente parlato dell'Università di Padova, ma di fatto ne avrebbe inserito storia e funzioni all'interno di un quadro di lunghissimo periodo. In particolare in quell'occasione il rettore esaltava cito, la continua lotta dei Veneti con elementi esterni, una lotta che aveva temperato lo spirito unitario degli abitanti della regione. Nel Medioevo questa continua lotta aveva permesso, cito, l'assimilazione delle continue ondate barbariche rovesciatesi sul Veneto e anche successivamente aveva assicurato, cito, la resistenza agli slavi a oriente e ai tedeschi a nord. Inoltre Anti insisteva sul fatto che i Veneti, cito, fin da epoca remotissima avevano fatto coincidere la loro salute con la salute della penisola. In altre parole, erano sempre stati italiani al 100%. Popoli di confine, i Veneti, e quindi condannati a dura sorte, dovendo sempre appunto combattere i barbari, ma secondo il rettore costituivano anche, essendo forti di ben 5 milioni di anime, cifra che molte nazioni non raggiungono. Naturalmente Anti aveva un rapporto un po' difficile con le cifre, le addomesticava a suo uso e consumo, anche questa va accolta con beneficio di inventario. Dicevo, essendo forti di ben 5 milioni di anime, costituivano l'aggregato regionale più grosso d'Italia. Un primato che si riverberava ovviamente anche su quella che continuava a pretendere di essere l'unica vera Università dei Veneti, Padova. Ed erano in ogni caso, cito, degna scolta d'Italia sulle montagne e sul mare e sapranno impedire che chiunque tocchi il loro Adriatico. Come abbiamo visto, nella visione di Anti, il rapporto tra l'Università di Padova e la città che lo ospitava era
volendo ricorrere a un eufemismo quantomeno complicato. Ciò non voleva dire, tuttavia, che il rettore non si riconoscesse nella storia dell'Ateneo, del quale il Ministero dell'Educazione Nazionale gli aveva affidato la direzione nel 1932, che avrebbe conservato, come tutti sanno, fino al crollo del regime fascista nel luglio del 1943. Anzi, si può affermare che proprio in quanto, nella misura in cui Ante si considerava l'erede e quindi l'interprete autorizzato della storia dell'istituzione, il rettore era in grado di promuovere una politica universitaria per certi aspetti assai lontana da quella che poteva scaturire da un'applicazione delle linee ideologiche basic dei fascisti. Un episodio del 1933, quindi i primi passi del lunghissimo rettorato Anti, un episodio sul quale ha richiamato a suo tempo l'attenzione Mario Snenghi, illustra in modo esemplare questo versante. Snenghi ha sottolineato il fatto che quando Anti incontrò, alla fine dell'agosto di quell'anno, i partecipanti al 15° congresso della Confédération Internationale des Étudiants, un congresso che si era svolto nei giorni precedenti a Venezia, approfittò dell'occasione per inserire Padova nel catalogo delle, cito, grandi antiche università che vivono raccolte in città minori, il cui nome è sinonimo di cultura e civiltà. Vale a dire, stando sul elenco, a Montpellier, Salamanca, Oxford, Cambridge e infine Heidelberg. Quelle università che avevano, cito ancora, improntato a sé l'ambiente in cui fioriscono, quasi soverchiandolo con la prepotenza della loro secolare vitalità. Tuttavia va anche tenuto conto, una citazione che Snenghi ha saltato, che a questa affermazione Anti aggiungeva una nota quanto mai polemica contro quelle che chiamava le recenti consorelle, università, nate nei grandi centri, figlie dell'urbanesimo più che dell'esigenza scientifica. Una freccia che era scagliata contro, volendo fare qualche nome, Milano, Firenze, Bari. Questa accusa, per un altro verso, permetteva di sottrarre Padova a una contraddizione di fondo, sul quale il rettore avrebbe spesso insistito, intorno talvolta alquanto lamentoso nei suoi interventi. Il fatto cioè che Padova era una città troppo piccola per un'università così grande e ricca di storia. Sempre Snenghi ha ricordato che in un passaggio successivo dell'intervento del 30 agosto 1933, Anti avrebbe sottolineato che, cito, tutta Europa ha inviato la sua migliore gioventù a Padova, quando questo nome significava audacia, progresso scientifico e piena libertà di pensiero in un mondo ancora legato dai preconcetti e dagli scrupoli. Senza dubbio il fascismo e quindi l'Ateneo padovano non potevano affatto accreditare l'internazionalismo promosso dalla Confederazione studentesca. Gli italiani, spiegava Anti, ricorrendo alla versione del darwinismo sociale nel quale si era riconosciuto, prima ancora del fascismo, il movimento nazionalista, a cui Anti, l'abbiamo sentito ieri, aveva aderito fino alla confluenza nel fascismo, gli italiani, cito Danti, ritengono le nazioni e il loro pieno sviluppo necessità fondamentale per il progresso civile, perché nelle nazioni si potenziano le razze, per esse si continua la lotta che è legge di vita e fonte di progresso. Tuttavia il rettore è anche pronto a riconoscere che, cito, vi è un internazionalismo che anche noi ammettiamo, che anzi coltiviamo con ogni cura, quello degli studi e delle scienze. Per di più, gli studenti della Confédération Internationale erano, cito, i rappresentanti nello stesso tempo della giovinezza, che è la nostra fede, e della cultura, che è uno dei massimi nostri ideali. Giovinezza e cultura congiuravano, al di là delle effettive convinzioni politiche degli étudiants riunitisi al congresso, a favore di una loro legittimazione all'interno del firmamento fascista.
L'anno successivo, e Sebesneghi che ce lo ricorda, Anti avrebbe ribadito in un saluto inaugurale a un congresso di filosofia che l'Università di Padova era, cito, nota per amore della libertà di ricerca e di pensiero ed era cresciuta a fame universale per la fede serbata in ogni tempo, in ogni campo, a questo grande e fecondo principio, materialmente espresso dal continuo accostamento fra i suoi maestri e scolari dei pensatori più opposti. Non è quindi un caso che Anti, come ha sottolineato efficacemente Angelo Ventura, fosse a favore di una politica di selezione dei professori che si opponeva radicalmente, e cito da Ventura, alle rozze misure discriminatorie nei confronti dei docenti e alle interferenze politiche nella vita accademica che erano invece invocate dagli esponenti del regime fascista. Anti, cito ancora la Ventura, nella sua responsabilità di rettore, depositario e custode della tradizione e autonomia dell'università, ne difendeva la sfera più elevata e gelosa del sapere scientifico e dell'alta cultura. Tuttavia, nello stesso tempo, il rettore, intendendo la funzione civile e patriottica della scuola e della cultura, si faceva interprete fedele e convinto della politica e dell'ideologia del fascismo nelle manifestazioni ufficiali e nelle iniziative culturali, educative e politiche rivolte agli studenti. Ventura considerava a ragione apparente la contraddizione tra i due Anti, tra il custode della tradizione di autonomia dell'università e l'interprete fedele e convinto della politica e dell'ideologia del fascismo. Scusate. Tuttavia è anche vero che le contraddizioni innervarono in larga misura il lungo rettorato di Anti, talvolta a danno della sua politica universitaria. I suoi stessi indubbi successi, il quarto consorzio universitario, il conseguente programma di espansione edilizia e di incremento degli istituti scientifici, la notevole crescita del numero dei studenti, non li risparmiarono delle battute di arresto, quando non innescarono dei processi dai quali lo stesso Anti fu costretto a prendere le distanze. Nello stesso tempo va tenuto presente che il suo impegno sul fronte delle riforme, se, come del resto attestano le consegne generali del 1943, non fu mai fagocitato dalla routine, conobbe un evidente ridimensionamento con il trascorrere degli anni. Lo testimonia un confronto tra quello che Anti stesso intitolò alcuni promemoria sui principali problemi che interessano le nostre università, che Anti inviò nel 1935, a quanto pare di sua iniziativa, al Ministro dell'Educazione Nazionale Cesare Maria De Vecchi di Valcesmont, un interlocutore, si può aggiungere, tra i più improbabili, e gli appunti e proposte coi quali il Rettore aprì i pareri sulla riforma universitaria avanzati dall'Ateneo Padovano nel 1939 e stampati in una versione rimaneggiata e parecchio ampliata nel 1941-1942. Ad esempio nel 1935 Anti, mentre aveva lodato l'autonomia amministrativa introdotta dalla riforma Gentile nelle università, aveva denunciato senza indurare in alcun modo la pillola il fatto che l'autonomia scientifica fosse solo nominale e si era battuto con molta lucidità a favore della conservazione del carattere non professionale della formazione universitaria. Cito, è bene che l'insegnamento universitario rimanga a carattere scientifico quale è ora e non professionale, perché solo in quel modo è profondamente formativo. E, ad esempio, consigliava che la libera docenza fosse limitata solo alle materie scientifiche e morali, con esclusione di tutte le discipline applicative. Fosse solo il riconoscimento dei meriti scientifici per semplice soddisfazione morale di chi la conquista, non un titolo da spendere nel mondo del lavoro. Invece nel 1939 Anti diede al suo intervento la curvatura di un banale e banalizzante richiamo all'ordine fascista. Solo l'università era rimasta, almeno per quella parte che meno ha sentito l'influsso delle organizzazioni del regime, l'asilo di una presunta libertà che troppo spesso è negligenza, disordine, indisciplina. Ma aggiungeva anche, a beneficio della Patavina Libertas,
che, cito, la condanna di quella presunta libertà che si traduce in effettiva licenza nulla ha a che vedere la libertà del pensiero e degli studi. Libertà che in tutti i tempi, con un unico limite, quello che la coscienza stessa deve imporre al cittadino, è stata ed è sempre assicurata a maestri e scolari. Fin dalla prima relazione che Anti aveva tenuto quale rettore in occasione dell'inaugurazione di un anno accademico, quello del 32-33, Anti aveva insistito sulla funzione che la nostra università esplica nella vasta terra dei Veneti, dal Brennero riconquistato all'irredenta Ragusa. Una vasta terra che non solo abbracciava l'eredità della Repubblica di Venezia, ma che si era annessa o che avrebbe voluto annettersi le conquiste della Grande Guerra e anche quelle terre adriatiche che gli iniqui trattati di Versailles avevano sottratto all'Italia. Che la vasta terra dei Veneti dovesse far capo per quello che riguardava l'istruzione universitaria a Padova era ovviamente scontato. Certo, la pretesa dell'Ateneo Padovano di annettersi una vasta terra su entrambe le sponde dell'Adriatico riposava, tra l'altro, come ricordava lo stesso rettore nel 1935 in una lettera del ministro della guerra Federico Baistrocchi, sul fatto che l'Università di Padova, Ateneo di frontiera, era sempre stato, cito, il focolare del più ardente irredentismo. Ma come reagire quando gli stessi ex irredenti pretendevano, come avverrà nel 1938 quando sarà fondata l'Università di Trieste, di avere un proprio Ateneo? Di fronte a questa insuperabile contraddizione, Anti sarà costretto a fare buon viso o cattivo gioco e sarà Padova che donerà a Trieste il labaro della nuova università. E ufficialmente il rettore avrebbe cercato di esorcizzare l'avvenimento in chiave patriottica. A Trieste nasce un'emula fraterna, una campagna di lotta, eccetera, però poi nelle consegne a Marchesi avrebbe stigmatizzato la nascita di un Ateneo che riteneva assolutamente inutile e controproducente. Il fascista Anti era convinto che il numero fosse potenza, abbiamo sentito anche ieri, e quindi si impegnò lungo gli anni 30 per incrementare le presenze studentesche, ottenendo, in parallelo però col movimento generale della popolazione universitaria italiana, un certo successo. Si era posto il traguardo dei 4.000 iscritti nel 1932, furono raggiunti nel 1934-1935 e poi fu superata la soglia dei 5.000 nel 1936, ma il vero sviluppo avvenne a partire dagli primi anni 40, quando appunto fu superata la linea dei 6.000, nel 41-42 gli iscritti diventarono 7.000 e quasi 9.000 nel 42-43. Anti fu assai critico nei confronti di un'esplosione quantitativa di cui beneficiò in modo particolare lettere e filosofia, quegli anni a facoltà più frequentata, anche in seguito all'aumento di una presenza femminile che trovava, dopo la riforma gentile, pochi altri sbocchi. E qui chiudo rapidamente. C'è nelle ultime sue relazioni c'è una critica molto pesante contro i giovani del tutto inadatti ai studi universitari per preparazione mentale, per capacità intellettuale, attirati solo dal buon mercato della laurea, che si iscrivevano all'università. E queste accuse contro l'università di massa, diciamo in termini relativi, siamo ben lontani dalle cifre degli anni 60, ovviamente, del secolo scorso, ma era anche la confessione di un paradossale fallimento per eccessivo successo della politica di assistenza degli studenti che gli aveva perseguito fin dal suo debutto con grande impegno e ampiezza di prospettive. E chiudo
saltando un po' di considerazioni, che l'ultimo Anti, appunto, affermerà in chiave autocritica che l'università spendeva molto a favore degli studenti, ma in modo disordinato. La conclusione era che, cito, l'assistenza che si esercita non è sufficiente ad assicurare che qualsiasi povero d'ingegno possa con tranquillità affrontare gli studi universitari. Anche sotto questo aspetto il rettorato Anti si chiudeva sotto il segno di una vistosa contraddizione. Proprio nel momento in cui l'aumento del numero di studenti poteva far pensare che l'organismo universitario fosse adeguato alle esigenze e alle possibilità del popolo italiano, si accorgeva che da una parte il povero d'ingegno era ancora penalizzato e che dall'altra non si trattava di aumento sano e tantomeno benefico all'economia nazionale. Grazie. Grazie a Piero Del Negro che appunto ha ricostruito un po' questa trama, questa rete, insomma, che mostra come l'università per Anti diventasse il punto di partenza per una ideologia addirittura come dire, di educazione universale, nello stesso tempo un elemento di politica nazionale, quindi di relazioni internazionali, questa specie insomma di vivere l'università con un'intensità che ovviamente, nonostante poi le crisi e le distruzioni finali, non gli può che essere riconosciuta. Grazie al professor Del Negro.